Buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti al Pala Gems. Italpol Tevere Remo è la partita di cartello della 16ª giornata del campionato regionale di calcio a 5 di Serie C2. L'Italpol e la Tevere Remo sono rispettivamente la prima e la quarta del girone A, classifica che vede la squadra di casa capolista con 41 punti ed un record di 13 vittorie e 2 pareggi, e gli ospiti ad inseguire a 26 punti con una striscia positiva di 5 vittorie consecutive che è stata fermata proprio settimana scorsa a causa della sconfitta rimediata in casa contro lo Stimigliano. Buona visione a tutti da Fanner, con Pignotta che scarica ancora verso un compagno. Pignotta salta un avversario, si accenta sulla porta sul sinistro, Pignotta, conclusione, ed è subito vantaggio dell'Italpol che passa dopo 2 minuti. Tevere Remo sotto e partita in discesa per la squadra di casa, con la parata da parte del portiere che evita quei peggiori. Attenzione ancora questa azione sulla destra verso Montagna, 1-2 per il numero 30 che riceve. Montagna prova ad accentrarsi, tre quarti campo, scarica sulla sinistra, conclusione, ancora una parata del portiere, calcio d'angolo. Castroni sulla destra, è arrivato un fallo però da parte della squadra in verde e quindi calcio di punizione già battuto per la Tevere Remo. Guancioli avanza, Guancioli sull'alta sinistra, prova la conclusione col destro, un rimpallo favorisce ancora il numero 10 davanti alla porta, conclusione alta sulla traversa, che si sono trovati per la seconda volta consecutiva davanti alla porta, con Gallori che ancora una volta è stato chiamato alla parata. Ora Castroni, Guancioli guadagna palla, Guancioli se la porta sul destro, scarica verso Castroni che la mantiene in campo, conclusione fuori. Sempre l'Italpol che gira sulla sinistra, l'ennesimo cambio nel corso di questi primissimi minuti per la squadra in verde che ha effettuato tantissime rotazioni. Ancora Pignotta, gira sulla destra, attenzione perché da questa posizione può arrivare la conclusione che arriva infatti alta sulla traversa. Stavolta sulla parte opposta, Pignotta gira sulla sinistra, 1 contro 1 da parte del difensore che prova la conclusione, grande parata da parte del portiere. Ancora calcio d'angolo sulla destra, attenzione alla conclusione, tiro e incredibile palo. Fine di questo primo tempo, attacca ancora l'Italpol che prova a questo punto a raddoppiare alla fine di questo primo tempo e ci riesce ancora lui, Pignotta. 2-0 per l'Italpol a 4 dalla fine di questa prima frazione. L'Italpol sarebbe in bonus di falli con 5, numero già raggiunto da qualche minuto, ma la Tevere Remo non riesce a sfruttare. Attenzione, intanto una palla davanti alla porta con Guancioli che riapre improvvisamente la partita a 30 secondi dalla fine, torna sotto la Tevere Remo 2-1. Di gara però non è dell'avviso di assegnare appunto una punizione ai giocatori della Tevere Remo, che adesso però devono ancora una volta difendersi dall'attacco dei verdi che agiscono sulla sinistra, con Montagna che rientra, se la porta sul destro, conclusione, miracolo del portiere. In molti casi la porta della Tevere Remo, ma che non ha potuto niente sull'ultimo tentativo, già battuto 3 volte ma sicuramente incolpevole l'estremo difensore che si sta scontrando contro una squadra fortissima che poi va addirittura a segnare il 4-1 grazie al numero 30 Montagna, che probabilmente chiude la partita quando mancano comunque ancora 20 minuti alla fine. 4-1 anche se mancano 19 primi alla fine. Bisognerà vedere però con quanta grinta gli ospiti sapranno reagire. Attenzione intanto alla sfera ancora per Cerasaro che non tira, scarica ancora verso De Matteis che va alla conclusione, parata del portiere e poi spazza la difesa. Calcio d'angolo sulla destra per l'Italpol che batte in questo momento, attenzione alla conclusione di Montagna, il tiro respinto, poi la sfera rimane lì, ancora Montagna, conclusione, parata del portiere che riesce a farla sua. Chiaro, il numero 30 riesce a salvarla dalla linea di fondo, col tacco verso un compagno davanti alla porta che scarica ancora per il tiro in porta dell'Italpol che fa 5-1. 5-1 della squadra di casa grazie al numero 6 lo Iodice, senza nessuno che possa andare a raccogliere questa sfera. Ora Gravin va all'indietro verso un compagno pressato alto da De Matteis, se ne va ancora per Gravin, arriva l'intervento da parte della difesa con Castroni che se ne va, conclusione, palla sul fondo. Da fare perché l'arbitro fischia, finisce qui 5-1 per l'Italpol che vince ancora nona vittoria di fila, 14esima in questo campionato, mantiene la testa della classifica a 44 punti, rimane a 26 la Tevere Remo in quarta posizione al pari con la Lusitana. Vedremo che cosa faranno i diretti rivali. Rimane comunque agganciato al treno playoff la squadra di mister Fabio Luciani.